Picchiata, minacciata di morte, costretta a prostituirsi nonostante fosse incinta al quinto mese. È la storia di una ventenne rumena salvata a Padova dopo essersi rifugiata in un bar del quartiere Sacro Cuore. Arrestato il marito connazionale, 26enne. È successo giovedì mattina. Il gestore di un bar in zona Sacro Cuore ha chiamato il 113. Una giovane donna, visibilmente incinta, si era rifugiata nel locale dicendo di essere stata picchiata dal marito che l'aveva minacciata di morte. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso un quadro di violenza sistematica. Il marito, un 26enne rumeno, la costringeva a prostituirsi e quella notte l'aveva aggredita perché insoddisfatto dei 150 euro guadagnati il giorno prima. Non era un episodio isolato. Negli ultimi giorni la donna aveva già rifiutato di prostituirsi, invocando l'avanzata gravidanza, e per questo era stata più volte minacciata e picchiata. Nella notte tra mercoledì e giovedì la violenza è arrivata all'apice. Costretta a restare in ginocchio per ore come punizione, la donna è riuscita a scappare solo quando il suo aguzzino si è addormentato. Gli investigatori hanno ricostruito anche un controllo psicologico costante. La giovane era isolata, senza cellulare, senza contatti con l'esterno, vietate anche le visite dal medico per paura che i sanitari notassero i lividi. Il 26enne, già indagato a 18 anni per sfruttamento della prostituzione ai danni di un'altra donna rumena, è stato rintracciato nella struttura ricettiva dove si era trasferito da pochi giorni con la moglie. Attivato il codice rosso, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Ora si trova in carcere a Padova a disposizione della procura. Il questore, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per l'espulsione dell'uomo. La vittima si trova in una struttura protetta.